Antiterrorismo, l'ultima frontiera è la Fiera del Soco, la più antica del Veneto, un grande evento per testare tutti i meccanismi della macchina della sicurezza. Siamo al confine della provincia di Vicenza, a pochi metri inizia quella di Padova e la spina dorsale del paese è la strada regionale 11 che dall'8 al 14 settembre diventerà tutte le sere una grande rambla piena di gente a passeggio. Non sono concessi né errori né distrazioni. Le forze dell'ordine in questura hanno messo a punto una strategia per blindare vicoli e strade, ma il pericolo zero non esiste. Non succederà nulla, non so, nel senso che non ho ancora la palla per predire nulla, però sono sicuro che tutto quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Tutto quello che poteva essere fatto è stato fatto. Le bancarelle, i tendoni delle sagre, il Luna Park occuperanno tutto il paese, una zona vastissima da tenere sotto controllo. La differenza quest'anno sarà che oltre alla chiusura delle classiche strade occupate dal mercato ci sarà una chiusura totale della statale che va da Padova a Vicenza. La statale 11 sarà interrotta e verranno creati dei posti di blocco con New Jersey in cemento armato che chiuderanno tutti gli accessi a Grisignano di Zocco. Dobbiamo bloccare praticamente la statale sia per chi proviene da Vicenza, troverà un blocco praticamente all'ingresso della fiera, quindi questi New Jersey verranno posizionati lì. Ci sarà peraltro poi il blocco anche dall'altra parte, quindi per chi proviene da Padova, per chi proviene da nord, quindi da Camisano, troverà un blocco prima di entrare in centro a Grisignano e per chi proviene da sud, da Montegalda, quindi troverà ugualmente un altro blocco. Ad ogni accesso sarà sistemata una pattuglia delle forze dell'ordine per controllare che entrino solo i residenti, gli addetti ai lavori e i clienti degli alberghi, i cui nomi verranno comunicati preventivamente alla questura. Chi non ha diritto a passare dovrà seguire le deviazioni, mentre vigili, poliziotti e carabinieri, in divisa in borghese, gireranno tutti i settori della fiera per garantire che non ci siano problemi di ordine pubblico. Io chiedo scusa a quei cittadini che in qualche modo, insomma, in questo periodo dovranno un po' patire questo, però credo che chi è nato a Grisignano, chi vive a Grisignano, ha la fiera nel DNA, quindi credo siamo in grado di superare anche questo, quindi l'accoglienza sicuramente non mancherà, le manifestazioni sono tante, i motivi per venire in fiera sono sempre tantissimi, insomma, quindi credo che veramente sarà una fiera all'altezza di ogni situazione.